Immagini della sede della cooperativa alternativa di Vascon nel 1986 e queste invece sono le immagini, anzi questa è la planimetria della cooperativa alternativa ambiente oggi nel 2023. Benvenuti alla prima puntata del nuovo anno di Agricoltura Veneta. Perché siamo qui? Perché vogliamo raccontarvi delle storie di riscatto di chi ha sbagliato e che proprio attraverso questa struttura da 33 anni riesce a trovare una via per potersi rialzare proprio attraverso l'agricoltura. E ve lo vogliamo raccontare attraverso le persone che ieri hanno contribuito a far crescere questa esperienza e oggi la stanno portando avanti. E il primo a poterci raccontare di questa storia è Tony Zamberlan, oggi presidente della Banca Pordenonese Monsile, ma fino all'altro ieri presidente della cooperativa Alternativa, poi Alternativa Ambiente. Alternativa era già stata coniata come denominazione da Don Gigi Vian, prete salesiano. Prima dell'inizio della mia esperienza qui nel 1989, ma è partita dalla sensibilità della Caritas da Don Fernando Pavanello, seguita poi da tutti i suoi successori che hanno sempre aiutato la cooperativa, per finire con Don Davide Schiavon, ma poi la sensibilità dei sindaci del luogo che hanno inteso offrire una opportunità attraverso l'ULSS 10 di allora ai detenuti che potevano cominciare ad avere una possibilità di recupero attraverso la semilibertà, e noi abbiamo cominciato già dal 90 praticamente ad accogliere i primi detenuti in semilibertà. Lei è un perito agrario, cosa c'entra con la Caritas e soprattutto con, diciamo così, l'assistenza sociale agli altri? Mi ha aiutato molto il fatto di essere perito agrario, con una specializzazione in enologia, per la verità, perché ero convinto e sono ancora convinto che attraverso la cura di una pianta ortiva, ma di un albero, sia possibile trasferire questa esperienza anche su se stessi. Io porto sempre un esempio: quando nelle viti si dimentica un grappolo perché era nascosto dalle foglie e tu lo mangi dopo un mese che hai già fatto la vendemmia, anche 2 mesi dopo, quando quell'uva si è appassita e la assaggi, diventa straordinaria. Ecco, i frutti che noi raccogliamo qui dentro sono proprio questi, quelli di dire dopo tanti anni, dopo tanto tempo, questa vita può avere veramente un senso straordinario. Sì, da poi noi ci siamo fermati qui perché questo luogo è un luogo particolare, non solo per la cooperativa, anche per quanto è stato prima. Certo, guarda, noi siamo sul sedime di quella che era la vecchia Villa Callegari. Qui ci trascorreva le estati il Cardinale Callegari, non a caso si chiama Via Callegari questa. E che cos'era prima di diventare la vostra sede? Era un collegio per gli orfani, i figli dei contadini della Prima Guerra Mondiale. Qui ha ospitato tantissima gente e a dirigere questo collegio c'era Don Raffaele Crosato, al quale noi dobbiamo molto per aver portato avanti questa iniziativa, ma poi per averci donato la casa famiglia che oggi è a Lancenigo. Grazie, adesso noi ci vediamo i titoli, dopodiché andremo a conoscere 2 persone che da bambini qui hanno trovato la strada per il proprio futuro. A ricominciare dall'agricoltura dopo aver sbagliato. Nella prima puntata del nuovo anno di agricoltura l'esperienza della cooperativa sociale Alternativa Ambiente che dà una seconda occasione a chi è o è stato dietro le sbarre. Il 2023 si è aperto con più di 700 milioni di bottiglie di spumante italiano, record storico dei brindisi made in Italy. Questo grazie anche alla vendemmia del Veneto che nel 2022 ha prodotto oltre 15 milioni di quintali di uva per un export che ha sfiorato i 2,8 miliardi di euro. Un bando del Ministero offre a 72 giovani l'esperienza di un Erasmus della montagna. 3 progetti, di cui uno specifico per l'agricoltura d'altura, per svolgere il servizio civile universale e soprattutto toccare con mano una possibile opportunità per la vita. Nuovo anno, nuove potature. Con Adriano Favaretto impariamo a gestire la nostra vegetazione, come rimodellare i propri alberi senza deturparli e contemporaneamente prevenire possibili schianti a terra causati da venti sempre più forti. È un arancio meno conosciuto, ma forse più salutare di quello dolce. Amaro e piccolo, ma dalla scorza rugosa. Come dal frutto, tante sostanze utili per il nostro corpo nelle tisane suggerite dal nostro Renzo Gatto. Come sarà questo gennaio? Anche in questa puntata ce lo racconta Morgana, la stroega del Sile.
Aumenti, guerra e cambiamento climatico, ma anche fiumi puliti, economia del prosecco e cinghiali nel consueto pronostico di inizio mese, tutto in grima. L'edificio che vedete in queste immagini ora non esiste più, al suo posto c'è questa recinzione e questa fattoria didattica. E siamo con Gabriele Vidali perché il riscatto di questa storia non è solo dell'Alternativa, ma anche di tanti ragazzi che qui hanno imparato un mestiere, vero? Sì, io sono arrivato qua nel 1960 direttamente dalle corazzine minori, essendo orfano, accolto qua in questa struttura che era un collegio dove all'interno si frequentavano le scuole professionali. C'era un fattore che ci insegnava come raccogliere l'uva, come potarla, ci insegnava la raccolta del mais. Qui c'era l'officina meccanica dove imparavamo a usare il tornio e le varie attrezzature. Nella parte subito dietro c'era la falegnameria. Lei poi nella vita che cosa ha fatto? Ho cominciato a lavorare per l'azienda qua vicino a Varavo, l'azienda Monti, no? Fino a che sono andato in pensione. Io ho ricevuto tanto e volevo anche trasmettere e dare quello che avevo ricevuto. E nel tempo libero ho fatto dal volontario fino al giorno d'oggi, ancora adesso sono ancora volontario. Ho aiutato tanti ragazzi, ho aiutato a correggerli. Andavo a prenderli in carcere, li aiutavo a insegnare a come lavorare, le varie attività che avevamo anche qui in campagna. Sono ancora in contatto con diversi ragazzi che ho aiutato qui e intanto ci sentiamo e ci troviamo. Francesco Merlo, qui siamo nella chiesetta perché voi ex allievi avete deciso di mettervi tutti insieme per recuperare questa chiesetta. Con le nostre famiglie abbiamo avuto questa iniziativa perché nessuno la prende e sta crollando la chiesa. Lei cosa ha imparato qua? Io nel 52 praticamente ho cominciato con le elementari, io avevo 6 anni, oggi ne ho 80. Quindi fatto tutto il percorso elementari ho cominciato poi le professionali. I padri giuseppini avevano fondato il tutto come lavoro per l'agricoltura e in seguito è venuto Don Raffaele Crosato che ha preso il loro posto e ha portato avanti, quindi sviluppando le scuole professionali. Ma poi lei nella vita cosa è diventato? Dopo io mi sono trasferito a Milano, mi sono diplomato geometra e ho svolto la mia professione come disegnatore, lavorato in un'impresa, eccetera. Poi mi sono ritrasferito qua e ho svolto la libera professione. E allora concludendo, torniamo alla chiesetta. Visto che qui hai imparato un mestiere, farà lei il progetto e magari è gratis. Esattamente. Grazie, adesso le notizie. Sono salite ad oltre 700 milioni le bottiglie di spumante italiano stappate all'estero nel 2022, oltre i 2/3 della produzione nazionale, con il record storico dei brindisi made in Italy. Numeri frutto anche della vendemmia del Veneto, che nel 2022 ha prodotto oltre 15 milioni di quintali di uva, più del 72% di DOC, 13% di OCG e quasi 15% di IGT, a conferma dell'alta specializzazione raggiunta dai produttori veneti. I dati sono di Veneto Agricoltura, che segnala un più 8% rispetto al 2021. Questo si è tradotto in 12,6 milioni di ettolitri di vino, che mettono la nostra regione ai vertici della produzione italiana e internazionale. Regione Veneto e Veneto Agricoltura, in accordo con la provincia di Verona, hanno avviato la riapertura del centro itiogenico sperimentale di Bardolino, struttura che servirà a studiare ma soprattutto a riprodurre le diverse specie ittiche del Veneto, con progetti specifici per la conservazione della biodiversità ittica del lago di Garda, che vedono la regia della Regione Veneto ed il coinvolgimento di enti pubblici e privati. Fino al 10 febbraio sarà possibile aderire al bando per l'avvio di 72 operatori volontari del Servizio Civile Universale che potranno essere impegnati nel programma di intervento Erasmus della Montagna, gestito dai gruppi di azione locale di tutte le regioni italiane. I posti sono disponibili per i giovani tra i 18 e i 28 anni e sono riferiti a 3 progetti, di cui uno specifico per l'agricoltura di montagna. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 €.
Dal momento che i singoli Stati europei non sono riusciti a raggiungere una decisione unanime per la gestione del glifosato in agricoltura, la Commissione a Bruxelles ha esteso, con un nuovo regolamento sostanzialmente simile al passato, l'autorizzazione dell'utilizzo della sostanza fino al prossimo 15 dicembre 2023. Recuperare i terreni marginali lungo il litorale veneto attraverso la coltivazione del fico, coltura attualmente in declino in Italia ma economicamente molto redditizia. Questa è la conclusione, rivolta anche alla nostra regione, di un progetto dell'Università di Pisa che ha approfondito le conoscenze su questa pianta, che fornisce un importante alimento di base anche grazie alla sua grande longevità, che dura sino a 50 anni con una produzione annuale di circa 40-100 kg per pianta. Adesso vediamo l'oggi della cooperativa L'Alternativa e soprattutto del percorso di riscatto che fa una persona dopo che ha sbagliato. E allora siamo con Sara Vianello, che è la psicologa, ma soprattutto è chi accoglie queste persone. Come funziona? In carcere possono iniziare già con inserimenti lavorativi all'interno del polo occupazionale, quindi iniziano il loro contratto all'interno e quando arrivano a una misura alternativa o a un fine pena c'è la possibilità di proseguire il percorso con anche una risocializzazione all'esterno. Noi qui abbiamo una diversità di inserimenti che vanno dalla psichiatria alla disabilità, ad altri percorsi di marginalità, oltre all'inserimento di persone detenute o ex detenute, e quindi trovano la possibilità di potersi reinserire e reinventare su un terreno fertile. Ma qual è la molla che spinge un detenuto o un ex detenuto ad intraprendere questa strada? Che la detenzione è una pena non solo per chi ha sbagliato, ma anche per le persone che sono intorno a loro. E quindi per tanti la molla è proprio il voler dimostrare che si è capaci di rimettersi in gioco o voler anche tornare utili dentro un ambiente familiare attraverso uno stipendio, attraverso riprendere un po' in mano il proprio ruolo. Luca Momesso, lei è un educatore nel vero senso della parola in campo. Quanto l'agricoltura aiuta queste persone a tornare, diciamo, nei binari? Il tempo dell'attesa, il tempo della semina, il tempo della preparazione del terreno possono essere tutte metafore di quella che è l'esperienza di vita di una persona che piano piano deve ricrescere, rinascere, senza fare grandi discorsi. Dopo ovviamente con loro le cose vengono naturalmente. Qual è il test che vi fa dire sì, questa persona si sta riabilitando? Il fatto che una persona riesca ogni giorno a raggiungere il luogo di lavoro con puntualità, quanto riescono a stare in un contesto lavorativo e a socializzare, a collaborare con gli altri in maniera sana. Poi ovviamente si osservano anche gli aspetti più tecnici, quindi quanto una persona rispetto alle nostre proposte lavorative riesca ad essere efficace e efficiente come ci si aspetterebbe da tutti i lavoratori. Quindi diciamo così, uno ce la fa, insomma. Uno può farcela. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi seconda parte rimaniamo qui e continuiamo a raccontarvi questo percorso di riscatto grazie alla terra. Seconda parte della prima puntata per il 2023 di Agricoltura Veneta. Siamo all'interno della struttura della cooperativa Alternativa Ambiente qui a Vascon di Carbonera in provincia di Treviso e vi stiamo appunto raccontando che cosa si fa qui per cercare di dare una seconda chance a chi nella vita è caduto. E siamo con Adriano Fregonese, che è il responsabile del settore agricolo proprio di questa cooperativa. Cosa avete fatto qui? Che cosa avete pensato? Una delle attività è di mettere a disposizione una parte di orto per un'attività dei volontari che diventa anche un biglietto da visita per le persone che vengono a trovarci. In questo orto mettiamo una serie di culture magari che dobbiamo sperimentare, che magari ci regalano, ci danno, e questo ci permette di integrare l'attività del volontario con l'attività delle nostre persone che abbiamo qui, che vengono provenienti dal carcere, dal disagio che abbiamo, e questo permette un'integrazione con il mondo esterno anche di queste persone che devono un po' riprendere un po' le loro attività. Lei ha un percorso accanto agli ultimi molto lungo. Allora, io ero nella piccola comunità di Conegliano, nella sede di Ponte di Piave a suo tempo, parliamo di ormai più di 20 anni fa, e poi ho avuto quindi la mia prima esperienza con
le comunità dei tossicodipendenti, le prime comunità che sorgevano a quel tempo, negli anni 80, fine anni 80. E dopodiché ho fatto un percorso con Tony Zamberlan e sono venuto qua in cooperativa a continuare questa attività di assistenza e di programmazione di attività attraverso l'agricoltura per dare un'opportunità a queste persone. Insomma. Nel corso degli anni ho visto insomma, tanti fallimenti, tante riprese anche, tanti inserimenti, tante soddisfazioni. Quello che possiamo fare noi è accompagnare la persona a riprendere, a fare un punto della situazione, mettere una striscia e ripartire. Grazie, adesso il nostro Lorenzo Gatto. Arancio amaro, Citrus aurantium varietà amara. Originario probabilmente della Cina, in Italia però arriva con gli arabi. È un albero alto tra i 3 e i 5 metri. Che differenza c'è tra l'arancio dolce e quello amaro? Il primo è quello più grosso, quello che noi consumiamo abitualmente. L'arancio amaro è più piccolino, rugoso e soprattutto amaro, per cui viene utilizzato in cucina solo per fare delle marmellate. Perché ci interessa? Perché dalla scorza del frutto immaturo si ottiene una sostanza molto utile nelle diete dimagranti che si chiama sinefrina. Mentre la scorza del frutto maturo viene utilizzata in particolare in tisane per scopi digestivi. Inoltre viene utilizzato anche per produrre degli amari e anche come bevande, tipico il chinotto. E adesso vi propongo una tisana per la digestione. Allora prendiamo 1/3 di genziana radice, 1/3 di arancio scorza e 1/3 di centaura erba. Misceliamo, prendiamo un cucchiaino da caffè, lo mettiamo in 150 ml d'acqua calda, lasciamo in infusione per un 10 minuti circa, mescolando di tanto in tanto, poi filtriamo e beviamo un'ora, mezz'ora, un'ora dopo pasto. Dell'arancio amaro però si utilizzano molto i fiori, i quali per distillazione danno un olio essenziale molto profumato, molto pregiato e anche molto costoso. Possiamo però fare anche una tisana con i fiori di arancio essiccati. Prendiamo 2 cucchiaini da dessert, li mettiamo nei classici 150 ml d'acqua, calda però non bollente, lasciamo in infusione per 10 minuti, filtriamo e possiamo bere 1, 2, 3 tazze al giorno. Questa tisana è indicata particolarmente per disturbi d'ansia e come rilassante. Termino con una curiosità. Perché si dice fiori d'arancio per una sposa? Si narra di un re particolarmente geloso dei suoi alberi di arancio amaro, al punto da negare un rametto anche a un importante ambasciatore. Questi andò dal giardiniere del re e lo ottenne in cambio di 50 denari, che servirono alla figlia del giardiniere per potersi sposare, perché a quel tempo senza dote non ci si poteva sposare. Ecco perché per una sposa sono importanti i fiori d'arancio. E ci siamo spostati sulla bottega della colonia agricola per capire poi se in realtà tutto questo progetto viene capito dai clienti che acquistano questi prodotti. Siamo con Silvia Salvuzzi, che è la responsabile di questo negozio. Intanto chi viene qui a fare la spesa? Allora, qui vengono le persone che abitano nei paesi limitrofi, ma vengono anche moltissime persone e famiglie che arrivano anche da lontano. Ma chi viene a comprare qui capisce il vostro progetto e soprattutto il fatto che dietro questo prodotto c'è una voglia di riscatto personale? Certo, le persone che vengono a comprare le nostre verdure capiscono questo, anzi ci aiutano proprio nel progetto e sostengono il progetto sociale. Vengono qui perché le verdure sono naturali, sono biologiche, sono freschissime e soprattutto vengono qui per il progetto sociale che ci sta dietro. E sentiamo anche la voce dei clienti con Luciano Alban. Perché viene qui? Ma perché trovo sempre tutta roba molto fresca, perché è poi gestito con un progetto a monte. L'idea che dietro a questo prodotto ci sia la volontà di ricominciare, di riscattarsi dopo magari un percorso di cose sbagliate, come la vede?
Questa è una grossa opportunità che si traduce poi in un beneficio per la comunità. E come sempre in agricoltura non si butta via niente, qui avete deciso di fare delle PPL. Allora le nostre produzioni, le nostre eccedenze vengono reinvestite e riutilizzate e trasformiamo tantissime delle nostre verdure in modo tale da poterle usufruire tutto l'anno e farle trovare cliente. Però io vedo qui ad esempio dei funghi che non ho visto in produzione, quindi vuol dire che questa non è una vostra produzione. Questa invece è una nostra produzione, abbiamo portato tra virgolette la nostra agricoltura biologica in carcere, quindi è un progetto sociale, lì facciamo il fungo e poi lo trasformiamo in modo tale che tutto l'anno i nostri clienti possano trovarlo in bottega. Insomma il riscatto sociale comincia proprio anche all'interno della casa circondariale, dietro le sbarre. Esatto, da lì parte il progetto e poi si arriva in colonia agricola. Grazie, adesso il nostro Adriano Favaretto. Prima puntata dell'anno, iniziamo con delle potature. Qui ci troviamo di fronte a un Salix babilonica, o meglio conosciuto Salice piangente. La prima cosa da fare prima di iniziare a potare è osservare la pianta. Come vedete il Salice tende a essere un po' ricadente verso sinistra e lì bisogna scaricare del peso, anche perché così diamo modo al tronco di sviluppare in modo da sostenere poi la parte aerea, la parte della chioma, perché in piena estate, quando è piena di foglie, è sottoposta molto al vento che spinge, diciamo. Seconda operazione che dobbiamo fare, anche sfoltire. Quindi andiamo a tirar via questa parte qua, lasciando questa per dare la continuità. Come vedete, per fare questa operazione mi sono preso il motopotatore. Evitate di fare potature con le scale traballanti o da soli, perché la sicurezza innanzitutto. Prima si traccia un attimo sotto e poi... Eccola! Tutto questo per appunto evitare che la corteccia si strappi, onde evitare che la pianta soffra. Mi raccomando, sono importanti questi passaggi. Eliminati quei 2 o 3 rami più grossi, ora interveniamo con lo svettatoio sulle punte, anche lì abbassandole, ma lasciando sempre la chioma il più reale possibile. Eccolo qua che cade, vedete che lascio sempre dei rametti di ritorno, sembra neanche tagliato, perché questi qua in alto piccoli ingrosseranno, copriranno il taglio che ho fatto. Come vedete abbiamo terminato la potatura, abbiamo fatto la potatura alla chioma di abbassamento e anche di sfoltimento. Sembrano un potata, ma in realtà guardate sotto quanto materiale che c'è che abbiamo tolto. E come sempre fate un buon lavoro, ma mi raccomando in sicurezza. E siamo arrivati alla testimonianza diretta di chi è caduto ma ha avuto la possibilità anche di rialzarsi. Adil Habli, ormai quasi 40 anni. Che storia è la sua? Allora, la mia storia comincia da eventi sfortunati che ho avuto. Ho sbagliato nella mia vita precedente e ho pagato le mie conseguenze, le ho scontate anche, e grazie alla cooperativa mi ha dato anche un altro ambito più sociale e più lavorativo nel mio, perché ero una testa calda e grazie alla cooperativa sono tornato a socializzare con le persone e anche a lavorare nei campi, ed è un nuovo mestiere che ho fatto. A me è stata una fortuna perché ero uscito con le detenzioni domiciliari, dovevo stare a casa e io a casa non riesco a stare da casa. Allora la proposta, mi hanno detto di venire a lavorare nei campi e io ho accettato volentieri, anche era la prima volta che lavoravo nei campi e sono ancora qua adesso dopo 2 anni. Sono diventato bravo e mi hanno fatto diventare loro bravi e grazie a questo sono ancora qua. Una volta caduti ci si può rialzare. Certo, con un percorso duro, ma soprattutto bisogna imparare gli errori che si fanno da sé in stessi, proprio perché io grazie a Dio ho trovato anche brave persone, che è diventata una famiglia ormai per me la cooperativa,
E grazie a questo io posso solo che ringraziarli. Lavorando la terra è diventato anche uno sfogo. È diventato uno sfogo per me che mi ha fatto solo stare bene, così io non penso ai miei problemi, ma penso al raccolto, a come crescono e alla terra, perché li provo sempre tutte le stagioni fuori ed è solo un piacere. Sempre grazie a Dio e grazie alla terra e anche grazie alle buone persone che esistono ancora. Grazie, adesso le previsioni. Continua l'azione intensa di un anticiclone che si è localizzato proprio sul Mediterraneo, e questo è evidente dalla carta, e da lì ha protetto l'Italia e tutte le nostre zone, le zone del nord. Ha protetto nel senso che impedisce il passaggio di sistemi perturbati che continuano a scorrere, anche numerosi, ma a nord delle Alpi. Per domenica avremo proprio un indebolimento però temporaneo di questo anticiclone nella sua parte più settentrionale, quindi nella parte che interessa le nostre zone. E questo cosa vuol dire? Che irruzione, un afflusso di aria umida più intensa travalicherà le Alpi e ci interesserà. Gli effetti saranno ancora la nuvolosità, ma soprattutto le piogge, le piovigine che potranno essere diffuse. Però non saranno intense, si parla di 2-3 mm di pioggia che interesseranno la pianura, qualche nevicata sui rilievi, ma oltre i 1200-1300 metri, passerà tutto nella giornata di domenica e già da lunedì avremo una variabilità. Il tempo rimarrà più o meno stabile, variabile e scomparirà in pianura, buona parte della nebbia, quindi il fenomeno così esteso si ridurrà proprio per il passaggio di questo flusso di aria umida. Comunque l'anomalia forte e che interessa anche il mondo agricolo è quello della temperatura, oltre che della mancanza di pioggia. Temperature che si mantengono veramente in modo straordinario e più alte della media. Non andiamo ancora sotto zero e probabilmente non andremo sotto zero anche per tutta la prossima, almeno per tutta la settimana. Infatti addirittura fine settimana con minime intorno dai 6 agli 8 gradi. Pensate che un -3, un -4 in questo periodo in pianura sarebbe normale, anche se la media poi di tutto il mese sarebbe -1, -1.5. Le massime lo stesso, il fenomeno è meno evidente, però gli 8, i 9, i 10, gli 11 gradi di sabato di massima sono anche questi ben più alti della media. Intanto i venti è una situazione tranquilla, sono deboli, di azione variabile, l'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. E le conclusioni le traiamo con l'attuale presidente della cooperativa Alternativa Ambiente, Marco Tofoli. Presidente, stiamo rivedendo le immagini di oltre 30 anni fa, con questa barchessa ancora tutta da costruire, con i dormitori fatiscenti. Di strada ne avete fatta e adesso quanta strada dovete fare e dove volete andare? Di strada ne abbiamo fatto tanta. Ne ha fatta tanta anche a chi era prima di noi, perché questa realtà parte dal 1927, quindi è una staffetta che sta a cavallo di 2 secoli e che noi proiettiamo nel futuro, perché qui hanno trovato risposta tantissime persone. Il nostro contatore adesso arriva a 3.588 persone passate qua dentro. Probabilmente erano anche qualcosa in più, perché i primi anni non segnavamo tutto al millimetro. Quindi c'è stata una risposta negli anni molto importante, quindi è importante che noi continuiamo questo mandato, che è quello di pensare delle soluzioni per chi è in difficoltà. E qui le soluzioni ci sono, basta ovviamente che la persona voglia farsi aiutare. C'è una riabilitazione per chi ha necessità riabilitative, c'è un lavoro, c'è una prospettiva di futuro per chi cerca il lavoro, che non è sempre scontato. Possiamo dire che voi siete la testimonianza diretta che attraverso l'agricoltura un riscatto è possibile? Sicuramente sì, siamo partiti con l'agricoltura e continuiamo con l'agricoltura, perché mettere le mani sulla terra aiuta le persone a ritrovare la dimensione giusta, a capire quali sono i confini fra la propria libertà e quella degli altri, e a capire che bisogna anche un po' rimboccarsi le maniche
per riuscire a trovare una soluzione ai propri problemi. Quindi l'augurio nostro è che questo percorso continui. Grazie Presidente, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta, la prima del 2023, e proprio per questo l'ultima parola ce l'ha Morgana, che ci racconterà come andrà il mese di gennaio, e noi ci vediamo la prossima settimana. Buondì e buon anno da Morgana del Fiume Silente, che guardando e scorre piano piano conta come sarà sto Gennaro e Asente, che non scomici a gran ben con sti aumenti di benzina e gasolio, che dei poretti che ne farà un tren e a pochi invece a vita come un rosolio. Continuerà la guerra in mezzo ai steppe, nonostante tutti i parle de pase, russi e ucraini se tirerà ancora tante slepe, mentre chi podaria fermarli intanto i tase. Ah, il radicio che continuerà a fiar pasto freddo che non arriva, piante assai sui campi pronti da arar, mentre sui marcai ghese sempre più merce abusiva. Temperature che non cae neanche sto mese, ora dir manco fogli in pisai per scaldarsi, un sollievo per i poaretti che sa taglia sue spese, ma anche per respirare meglio senza inquinarsi. Ma non si può tagliare una tradizione, e il silme dice piuttosto furente. Dopo che gli ha visto stuai pan e vin e fogaron, da chi che comanda senza capire cosa vuol veramente a gente. E poi a legge per sparare i cinghiai anche in città, dove scampa per mangiare tranquilli e sani. Certo, una soluzione al desio chi fa va a trovare, ma no con il rischio di ciappare anche i cristiani. Altro flageo che continuerà anche a sto mese, se a flavescenza dorata, eteri de vide da cavar su con tante spese, senza che la soluzione venga ancora trovata. Per fortuna che de prosecco non staremo mai suti, glera che fa del Veneto primo parvini al mondo, dritti o storti, is escape per tutti, per una soddisfazione a tutto tondo. Infine, el silga passione per i contadini che podarà tenere netti i canai, legne che invece di causare inondazione e tornerà utile per tutti da far su a bancai. E questo del sil per Gennaro se previsione che Morgana verrà con te qua in pastoria. Vi aspetto tra 30 di senza esitazione per un altro pronostico in allegria.